Cagliari e Quarto. Contrasti tra sicurezza e turismo. Cosa sta realmente accadendo nelle nostre comunità sarde? Tra allarmi crescenti per la sicurezza e dati entusiasmanti sul turismo, il quadro che emerge è complesso e merita la nostra attenzione. Nel cuore di Cagliari, in particolare in zone come via Sassari, la situazione è diventata fonte di profonda preoccupazione e disagio per i residenti e i commercianti, che si sentono sotto assedio ormai da anni. Le segnalazioni si susseguono, con episodi malavitosi che si moltiplicano giorno e notte. Si parla di violente risse, l'ultima segnalata solo pochi giorni fa, avvenute a volte in pieno giorno e sotto gli occhi di molti. Queste liti sembrano spesso legate al controllo del territorio per lo spaccio. Residenti descrivono una situazione in cui la notte non si riposa, lo spaccio è a cielo aperto e le liti tra bande sono quotidiane. Un cittadino ha raccontato di spacciatori che si sono picchiati apertamente per la spartizione del territorio davanti a turisti, non permettendo loro di andarsene. L'appello alle istituzioni è disperato, con richieste per il ripristino della legalità e della sicurezza, suggerendo controlli, sanzioni e telecamere sempre accese. Alcuni definiscono la situazione come paura e delirio, parlando di una grande emergenza sociale e sottolineando come il centro sia diventato territorio di nessuno, trasformato in market della droga. La sensazione diffusa è di disagio, frustrazione e tantissima paura. Un altro aspetto che contribuisce a questo crescente allarme sociale a Cagliari, in particolare nella zona della Movida, è il fenomeno della somministrazione di alcolici ai minorenni. Un locale nel quartiere Marina è stato oggetto di attenzione da parte della questura proprio per questo motivo. Durante i controlli finalizzati al contrasto del consumo di alcol tra i minori, è stato accertato che l'attività aveva somministrato bevande alcoliche a un minorenne. Questo locale era già stato sanzionato per un episodio analogo solo un mese e mezzo prima, quando cocktail alcolici erano stati serviti a 2 quindicenni. La reiterazione di questa condotta in breve tempo e la giovane età dei coinvolti evidenziano un contesto di crescente allarme sociale. Le conseguenze di tale fenomeno vanno oltre il rischio per la salute dei giovani, contribuendo al degrado urbano, a problemi di ordine pubblico e a un diffuso senso di insicurezza. Per contrastare questa tendenza, il questore di Cagliari ha disposto la chiusura dell'esercizio pubblico per 10 giorni. Parallelamente a queste criticità, le forze dell'ordine continuano la loro azione di contrasto allo spaccio. A Quarto Sant'Elena, i carabinieri hanno recentemente arrestato un 27enne cagliaritano, già noto per precedenti attività, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. L'uomo è stato fermato durante un controllo e trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e 21 dosi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire denaro, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, elementi che confermano l'attività di spaccio. Eppure, proprio a Quarto Sant'Elena, si registra un dato straordinariamente positivo. La città si conferma sempre più meta turistica. I numeri del 2024 superano abbondantemente gli arrivi del 2019 pre-Covid, con un incremento del 17,6%. L'aumento degli arrivi rispetto all'anno precedente è stato del 20,7%, significativamente superiore alla media regionale. Questo successo non è legato solo al mare, ma anche alle bellezze del territorio, dai reperti archeologici alle attrattive cittadine, dalla posizione strategica per raggiungere località rinomate alla riqualificazione generale. Il lungomare del Poetto, in particolare, sta cambiando volto, e la presenza dei fenicotteri rosa accoglie i visitatori. Il presidente dell'associazione turistica locale sottolinea che il costante lavoro di promozione e valorizzazione sta portando benefici concreti alla città, registrando un nuovo record di arrivi. Questo scenario contrastante ci porta a riflettere. Come possiamo bilanciare la lotta quotidiana contro la criminalità e il degrado sociale con il desiderio e il successo nella promozione del nostro territorio e delle sue bellezze?